Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio che doveva essere in mia compagnia e in compagnia del Marietto veneziano. Il Marietto c'è, ma è dietro le quinte per scelta, obiettore. Vediamo se viene a farci un saluto, se fa una comparsata, vediamo. Eccoci qui, cari amici, eccoci qui, il Marietto c'è, però, come si suol dire, c'è e non c'è. Come diceva il professor Ramazzotti, dove quella tria, ti ricordi che non Tra il avevamo bianco e fatto nero della tra bianco e bronzatura. nero, il Marietto nero, bianco, e via. Cari amici, mi raccomando, se avete domande, io sto dietro le quinte, ad evitare il via con la regia. Adesso vi saluto, vi lascio nelle mani della paurosa Iliade. E mi Favoloso, raccomando, esagerato. il sito del capitano e il ciondolo, perché infatti ho ricevuto parecchie email che vogliono sapere di più sul ciondolo e Iliade sicuramente vi saprà dire di più. Io adesso vi saluto e resto dietro quinte. Bene, grazie per averci visitati almeno. Dunque, il Marietto vi ha ricordato molto rapidamente del nostro sito. Il sito, per quanti ancora non avessero avuto la fortuna di inciamparci, si tratta del ilcapitano.altervista.org. È un sito che dal 2015 online e che si occupa di distribuire radionica all'interno di dispense che sono messe a disposizione gratuita per tutti. Ma non si occupa solo di questo, ci sono altre sezioni all'interno del sito dove troverete altro materiale sempre a vostra disposizione e poi la sezione shop dove appunto potrete leggere maggiori informazioni su questo ciondolo che vedete adesso in sovraimpressione, fermo restando che comunque potrete chiedere anche a noi. Io indicativamente vi ricordo che si tratta di un talismano sefirotico, è un talismano che ha una tradizione cabalistica molto importante ed è programmato per la difesa a 360 gradi, dunque qualsiasi ambito da cui difendersi, dunque persone che ci arrecano danno, dunque ci aiuta ad allontanarle, persone che invece hanno proprio cattive intenzioni nei nostri confronti, anche in questo senso ci protegge anche da attacchi occulti, da energie negative, permette di fare un riequilibrio energetico continuo e costante, dunque i corpi sottili, meridiani, chakra, sempre ben bilanciati, aiuta a rilasciare le emozioni represse e veramente qua il brodo si allunga, ma scommetto che siete qui per altro, però vi ricordo che è disponibile, dunque se volete fare un dono o se volete donarvelo, sicuramente non sbaglierete come dire, nel puntare su questo ciondolo. Io ce l'ho sempre, non lo tolgo mai, guai, eccolo qua. Allora, bene, cosa ricordare molto velocemente? Che siamo presenti anche su Facebook nei gruppi Cassi Sacerdotali e nel gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. In questo momento siamo anche in diretta tramite la piattaforma StreamYard su 3 canali, dunque il gruppo Facebook, il canale YouTube della sottoscritta e il canale YouTube del Marietto Veneziano. Dunque l'ordine con cui compaiono le vostre domande non è necessariamente quello che vedete voi, perché sicuramente siete collegati da uno di questi 3 canali. Quindi abbiate pazienza, magari sembrerà che abbiamo saltato qualcuno, ma non è così, cerchiamo insomma di procedere con ordine. Vi ricordo comunque che nella domanda dovrete mettere il vostro nome e la vostra data di nascita. La domanda deve essere formulata in modo chiaro, comunque una domanda precisa, mirata. Se la domanda riguarda anche un'altra persona, dovrete indicare il nome e la data di nascita anche di questa persona, altrimenti passeremo alla domanda successiva. Per gli amici che arrivano da Facebook, importante, dovete, almeno se ancora non lo avete fatto, per la prima volta autorizzare StreamYard a pubblicare i vostri commenti. Questo perché per questioni di privacy StreamYard pubblica il vostro nome, dovete autorizzarlo. Mentre la cosa ovviamente per accordi che hanno fra loro non è richiesta per YouTube. Ad ogni modo, se arrivate da Facebook
prima di entrare nella diretta e di commentare dovrete, lì dove c'è il post della diretta, cliccare sul link in azzurro. In questo modo si apre una successiva pagina dove vi chiede la conferma, l'autorizzazione. A quel punto, una volta per tutte, non dovrete più ripeterlo, avrete autorizzato StreamYard anche per le successive dirette. Dunque entrerete nella diretta e commenterete. Bene, detto questo direi di cominciare con i saluti. Allora, Cristian, buonasera, buonasera Sara, buonasera Antonella, Freddy, Luca, buonasera Stefania, buonasera Michela, buonasera Chiara, Fabiana, buonasera. Non mi ricordo se Freddy l'avevo, sì, forse sì, però comunque buonasera anche a te. Poi Simona, Rossella, per ora ci sono queste amicizie, dunque buonasera a tutti, direi cominciamo. Allora, la regia si occuperà di mettere la domanda in diretta. Face siamo un po' in ritardo perché c'è stato un piccolo problema che abbiamo risolto e sono un po' in ritardo gli amici di Face, quindi probabilmente praticamente partono con un handicap. Partono con un piccolo problemuccio. E allora... e quindi facciamo subito partire la prima domanda, sì, che è, vedo qua nella nostra bacheca. Vediamo un po', eccola qui che ho già visto prima. Ecco, aspetta un po'. Non so se sentite Marietto parla perché lo sto facendo eccola qui, è quella del nostro amico Freddy. Allora, avremo una relazione seria, Federica 10 luglio 95, Andrei 3 gennaio 96. Bene, vediamo un po'. Facciamo la preparazione mescolando e Federica Andrei. Vediamo un po' se avranno una relazione. Allora, sembrano due carte che smentiscono l'una l'altra, però mi è capitato anche in altre circostanze di trovare proprio questa sequenza. Può anche indicare che è necessario attendere l'opportunità, il momento giusto, e che questa cosa, anche se magari inizialmente non sembra molto chiara, può avere poi degli sviluppi. Vediamo comunque. Allora, Federica, non sarà facilissimo, perché ci sono un pochino di situazioni conflittuali, di rivalità, la presenza di persone, compare una nemica di cui probabilmente si è gelosi, oppure una persona che è gelosa di noi, comunque una rivale. Diciamo anche che in questo momento non è chiaro se questa cosa avrà un seguito subito, perché sono molte le voci che girano, alcune volte alcune notizie, informazioni o chiacchiere sono fuorvianti, oppure c'è la tendenza a dire delle cose e rimangiarle, dunque non c'è molta chiarezza ed è anche possibile che qualcuno stia proprio tenendo d'occhio la situazione, visto a maggior ragione le 3 carte con cui abbiamo iniziato. Di fatto però sembra che la persona, Andrei, della tua domanda comunque si faccia avanti e che probabilmente dimostrerà di essere interessato, ma molto breve, perché siamo nella linea del presente. Però attenzione, perché qui la situazione non è subito immediatamente stabile, probabilmente Andrei è un po' un birichino, perché comunque abbiamo visto che nel passato forse ha dato corda anche a qualcuno, ha lasciato un po' di spazio, oppure in ogni caso si è generata già una situazione problematica. Al presente girano voci, oppure c'è uno stato di confusione. In futuro
compare la carta della disgrazia vicino a una ragazza più giovane e dunque c'è da attendersi probabilmente un qualcosa, no? Un dispiacere inaspettato, improvviso, legato appunto alla comparsa di una ragazza, oppure che improvvisamente ci sarà una rottura o un cambiamento drastico dalla sua modalità attuale. Però, nonostante, vedi, probabilmente verrai a sapere qualcosa, dunque nonostante questo dispiacere, la situazione però non si interromperà, anzi è possibile che continuerà in segreto per un po' fino alla realizzazione. Dunque è un po' controverso, non è una linea dritta, ma un poco a zig zag ci arrivi ad avere una relazione con lui, va bene? Allora, passiamo alla prossima domanda. La regia. Vera, ciao, vorrei sapere se avrò novità nel campo lavorativo, vorrei sapere se troverò un lavoro nei prossimi mesi. 10 febbraio 76, chissà perché il 2 stavo dicendo io, non lo so, 10 febbraio 76 per Vera. Allora, andiamo il taglio. Allora, qui intanto si vede che c'è il sostegno, l'ascolto, anche la possibilità che qualcuno nella cerchia delle amicizie, qualcuno che ti vuole bene, ti dia indicazioni o forse anche un aiuto. Sicuramente può anche indicare la possibilità di andare a parlare o di ritrovarsi in una situazione comunque già vissuta, dunque qualcosa che fa già parte della nostra vita o ha fatto parte in passato della nostra vita. Dunque, diciamo che non si esclude né il sostegno o l'intervento di una persona cara che ci suggerisce, né tantomeno la possibilità, insomma, che si ritorni o in qualche modo si abbia a che fare con qualcosa che già è stato parte della tua vita. Vediamo comunque cosa dicono. Anche nell'esito ritorna la vecchia signora. Vediamo un po'. Non è stato un periodo facile il passato recente. Le carte indicano grosse problematiche che possono essere derivate a causa anche di falsità dette sul tuo conto, oppure situazioni così ambigue e così insidiose che insomma si è andato a bloccare poi il tutto con poca chiarezza. È chiaro anche che ci sono delle situazioni tra prigione e nemico che fanno supporre un eccesso di controlli, imposizioni di fermo, dunque una situazione ovviamente ostacolata proprio nell'ambito lavorativo. Attualmente forse vuoi perché non so se sei già mamma, dunque compari come la madre, no? L'angelo del focolare, cioè la persona che si deve occupare della famiglia e dunque ovviamente conti sul fatto di riuscirci, c'è una speranza in questo che proviene anche da un'offerta. Probabilmente se non è già arrivata a breve, molto presto dovrebbe arrivare qualcosa, c'è qualcuno che si propone o che ti propone un qualcosa. Sembrerebbe comunque molto positiva la situazione, salvo per un'incertezza contrattuale. Dunque, non so se l'incertezza contrattuale riguardi la durata eventualmente di questo contratto o se i termini di pagamento o altri dettagli di questo tipo che potrebbero in qualche modo turbarti. Di fatto però inizia una collaborazione
è una collaborazione che comunque ha tutta l'aria di poter diventare stabile, certo dovrai farti valere, c'è veramente tanto, tanto da lavorare, c'è molta energia, nel lavoro che andrai a fare, ma anche la tua determinazione. Sicuramente c'entra, il fatto che tra il passato e quello che, devi fare, hai tutte le motivazioni di essere così, diciamo, agguerrita. Allora, ehm, a me sembra proprio comunque che riprenderai una vecchia collaborazione, oppure che per il tramite di una vecchia conoscenza, un vecchio collega, tu possa tornare a fare qualcosa che ami. Ad ogni modo ci sono delle buone notizie, secondo me sì, troverai lavoro e dovresti non guardare neanche tanto lontano, nel senso che fa parte già della tua storia, qualcosa che hai già fatto. Benissimo, la prossima domanda è la domanda di Antonella. Vorrei chiederti se è in arrivo per me un nuovo amore o non ancora. 3 ottobre, stasera do i numeri. Prima era il luglio, invece era febbraio, adesso gennaio, mi stavo facendo invece ottobre, va bene. Allora, 3 ottobre del 77, Antonella, vediamo un po' cosa arriva in amore per lei. Mh. Allora, qui il taglio dà alcune indicazioni plausibili, poi chiaramente tu sai se a cosa si riferiscono, ma sembra che, o di recente tu abbia avuto una qualche, notizia poco piacevole, o che abbia sofferto a causa di una sensazione di trascuratezza, cioè probabilmente se hai avuto una relazione di recente o probabilmente qualche ferita che ancora ti porti dietro, potrebbe essere, legata appunto a la sensazione di essere stata trascurata dal partner. Dunque, c'è un po' questo. Oppure c'è ancora un dispiacere di aver sprecato delle opportunità, Comunque vediamo la stesa perché ovviamente non risponde alla tua domanda. Mh. Allora, beh, certo nella linea del passato sembra che il passato sentimentale sia stato un po' doloroso, Qualcuno, probabilmente ti ha fatto soffrire, lo ha fatto comunque non vorrei dire intenzionalmente, però insomma, poco ci manca. Sicuramente hai subito, un abbandono, oppure qualcuno che si è allontanato, scegliendo qualcun altro, dunque c'è una situazione del genere che hai dovuto purtroppo vivere tuo malgrado. Però a questa situazione hai reagito, sei come dire, hai deciso di prendere le distanze da tutto questo, non so se hai chiesto tu addirittura la separazione. Comunque, di fatto in questo momento, compaiono alcune indicazioni. La prima è che è possibile che ci sia un uomo in questo momento più grande di te, ehm, che ci tiene molto a te, anche se ha un carattere un po' particolare, però, potrebbe 1 non piacerti tantissimo, magari, la carta della gelosia potrebbe dire che il suo atteggiamento, i suoi modi un po' ti turbano, oppure che lui è, molto morboso nei tuoi confronti. La seconda indicazione può anche dire che, magari devi scegliere con giudizio tra alcune opzioni e sei un po', come dire, ancora bruscata, no, comunque, si intuisce che, non sei completamente,
sola o isolata, però c'è anche un atteggiamento distaccato, dunque, diciamo che non sembra ancora il momento questo. Ehm, sì, recente sofferenza. Eh già, eh già. Allora c'è ancora in fondo un po' un turbamento. Nel prossimo periodo però sembra che, ci sia da lavorare su alcuni aspetti non risolti, che ti trascini dietro appunto con questo ex. Dunque non vedo, ecco, ancora la comparsa di un qualcuno, ma piuttosto il dover lavorare su qualche sofferenza che poi potrebbe anche rischiare in futuro di, come dire, turbarti anche per relazioni successive. Dunque c'è un qualcosa, comunque sembra un capitolo non chiuso. Potrebbe rifarsi vivo una persona del passato, come pure, come ti ho detto, potrebbe indicare che è necessario lavorare su questi aspetti. La stesa conclude con 3 carte però un po' così. Dunque, nella migliore delle ipotesi può indicare che in tutta questa situazione in cui magari si riaffaccia anche l'ex e cerchi di risolvere delle cose, un'improvvisa attrazione anche per un'altra persona può rendere tutto, poco chiaro o c'è necessità di nascondersi, di mentire, dunque questa è, l'indicazione migliore, cioè che sia tu a viverla comunque dall'aspetto positivo. L'indicazione meno positiva è che probabilmente, alcune situazioni che già non erano chiare in passato, riavvicinandoti a questa persona, attenzione, non sto parlando di un ritorno, perché non c'è l'indicazione del ritorno, però che questa persona potrebbe in qualche modo darsi da fare per recuperare, in realtà poi porti a comunque un'altra delusione sempre nei confronti di questa persona. Dunque c'è un rischio, che nel prossimo periodo potrebbe in qualche modo affacciarsi nella tua vita sentimentale, dunque sarai cauta. Ma anche potrebbe anche indicare un'improvvisa forte attrazione per qualcun altro che non è, quello che frequenti magari in quel momento. Però ecco, diciamo che proprio l'ultima è un po' meno probabile. A me sembra più che, insomma, ci siano degli aspetti che poi in fondo restano un po' sommersi e che ricordano cose che purtroppo avevi già vissuto con sofferenza. Infatti, l'esito dice che comunque sarai un po' rammaricata, un po' triste per questa cosa che in fondo non è stato possibile chiarire, o magari ti giungeranno anche dei pettegolezzi, delle voci che potrebbero in qualche modo, farti neanche non è più neanche una sofferenza, perché a quel punto, ehm, essendo un percorso già visto, un film già guardato, come dire, sarebbe solo l'ennesima conferma, no, nonostante ovviamente la frustrazione non si nega. Ma attenzione però, perché comunque, nonostante ecco, non è che non vediamo comparire l'uomo della tua vita o l'uomo dei sogni per ora, però, c'è un qualcosina che, potrebbe verificarsi in ambito lavorativo, vale a dire che magari, potrebbe nascere un flirt anche un po' chiacchierato, con un collega o comunque sul luogo di lavoro o che ha a che fare con il posto di lavoro. Bene, vedo che la Tiziana ci fa i complimenti. Ah sì? Fammelo leggere, vediamo un po'. Grazie, grazie Tiziana. E Fa piacere. vedo che abbiamo il nostro Christian che ci segue e ci fa una domanda importante per la sua attività. Ok, vediamo un po'. Christian, 22 gennaio, sì. Staccatevi perché già io do i numeri di mio. Allora, 22 gennaio 1980, penso di chiudere l'attività, faccio bene? Scusa, leggi qua. Grazie, grazie Antonella, grazie.
Ok, allora Torniamo torniamo a Christian. al nostro Christian che ci Allora, segue sempre e ormai fa parte della famiglia. sì, allora 22 gennaio 80, Christian vuole chiudere l'attività, chiede se è la cosa giusta. Vediamo un po'. Mm. Ma forse almeno il taglio sembra suggerire una diversificazione, cioè di muoverti in più direzioni, ma non sembra l'indicazione del taglio una chiusura, però insomma, vediamo la tua domanda. Eh. Ok, allora. Diciamo che magari, mh, capisco le tue perplessità, soprattutto per quanto riguarda, la partenza, cioè la stesa parla subito di grossi ostacoli che ti sono anche, stati causati probabilmente da qualcuno che avevi accanto e che non era completamente onesto con te, Dunque, ritardi, eventuali perdite, insomma, c'è uno zampino di qualcuno che ha più causato ostacolo che contributo, Però in questo momento mi sembra aprirsi una serie di possibilità, di colloqui, di, incontri con persone forse anche con cui hai già avuto a che fare. Io, adesso non mi ricordo, Christian, di cosa ti occupi bene. Forse io e te ci siamo sentiti una volta in passato, ma ecco, mi sfugge, cioè non ricordo più, però vedo che insomma ci sono delle cose ancora positive che ti può dare la tua il tuo lavoro, la tua azienda. Dunque, magari il saper cogliere in modo più, come dire, tempestivo, più grintoso alcune situazioni, no, comunque ci sono delle collaborazioni, degli incontri che possono anche, essere comunque di lungo corso. E anche se hai qualche pensiero, forse legato a, aziende magari o altri professionisti con cui, hai già collaborato in passato, io non vedo, difficoltà nel mantenere i contratti, però vedo la difficoltà nel rientrare, vedi, dei pagamenti. Dunque questo forse è l'aspetto più spinoso, cioè sembra che il lavoro non manchi, la possibilità di collaborare con altri nemmeno, ma 'sti soldi che fan fatica a entrare e che, probabilmente dai oggi, dai domani, sono più quelli che devi, come dire, sono più i rientri economici che, non avvengono, cioè, sai quando si hanno dei crediti e si deve fare insomma il recupero di questi crediti che diventa un po' difficoltoso, però fondamentalmente è lì che devi considerare, cioè se, vai in perdita chiaramente nessun imprenditore che, supera di un tot la perdita poi mantiene, come dire, quella circostanza. Però attenzione perché, ehm, nonostante la tua tentazione di chiudere, è ancora possibile aprire delle collaborazioni con delle persone. C'è soltanto una situazione che dovrai arginare o che probabilmente, un rischio di chiusura c'è, ma non è definitivo, perché la riunione comunque è una carta, che fa pensare o comunque suggerisce un tornare sui propri passi. Dunque sì, è vero, ci sono delle difficoltà, probabilmente le collaborazioni anche con luoghi lontani non sono sempre semplici e forse, va migliorato un po' l'aspetto di dialogo, però non sembra una chiusura definitiva, però attenzione perché questo comunque non va sottovalutato questo rischio, Va bene. Allora, posso salutare, no, in altre parole entro in scena anch'io. Sì,
Sì, entra però. Entro? Entra. Avanti, è casa tua. Eccoci qua, cari amici, grazie di essere stati con noi. Eravamo nel canale nello streaming, cioè praticamente nella piattaforma. Face ha avuto un po' di problemi questa sera, un po' claudicante, però sono sicuro che gli amici di Facebook si collegheranno. Hildegard, vedete sotto che passa cioè scorre qui sotto eventualmente per consulti privati, per chi vuole approfondire le tematiche che ha chiesto questa sera. Per gli altri, Hilde, quando è che li facciamo venire nel nostro nella diretta siamo di nuovo con voi venerdì alle 21:30 però, dunque a differenza del mercoledì, è l'unico giorno della settimana in cui trasmettiamo alle 21, il lunedì e il venerdì invece alle 21:30, dunque vi aspettiamo venerdì sempre alle 21:30, tornate, io ovviamente tutte le persone a cui non sono riuscita a rispondere, spero insomma che tornando avranno appunto la possibilità di ottenere una risposta, cercherò di avvantaggiarvi, così insomma da permettere a tutti di avere comunque un responso. E vi ricordo però che siamo disponibili anche per consulti privati, 20 euro 45 minuti. In questo momento scorre il mio numero in sovraimpressione e penso che prima abbia fatto anche scorrere quello del Marietto. Vabbè, comunque noi ci siamo, quando volete, insomma ricordatevi che c'è comunque un po' di attesa, circa una settimana. Grazie, buon proseguimento, a venerdì.